Al D-Day manca poco più di un anno, ma già da tempo ci si chiede come reagirà il mercato all'abolizione delle quote latte. Dal 1 aprile 2015 gli Stati europei diranno infatti addio a questo regime, introdotto nel 1984 per evitare gli eccessi di produzione, con il conseguente crollo dei prezzi del bene. Un sistema che soprattutto in Italia ha fatto molto discutere, perché ad ogni sforamento del tetto consentito dalla UE sono corrisposte multe salatissime. Con il superamento del metodo di assegnazione delle quote in ambito comunitario si va ora verso una liberalizzazione del mercato che spaventa non poco un comparto già in difficoltà. A preoccuparsi sono anche i produttori di latte veneti, che di recente hanno avuto modo di partecipare ad un incontro proprio su questo tema organizzato a Villorba, in provincia di Treviso, dalla latteria Soligo, tra le prime cooperative sorte in Italia e azienda simbolo nel settore lattiero-caseario della Marca trevigiana. Io credo che sia una necessità che abbiamo all'interno di discutere tra di noi, di conoscere e di migliorare, perché sostanzialmente dobbiamo andare verso la ricerca. Gli allevatori devono continuare a cambiare, ci saranno dei cambiamenti epocali nei prossimi anni. Se vogliamo parlare di quote latte, perché le quote latte finiscono nel 2015, dobbiamo essere, ma non perché le quote latte finiscono, noi dobbiamo essere preparati per il mercato di quel momento. Punto di partenza della riflessione è stato uno studio sullo stato dell'arte del comparto lattiero-caseario presentato dal professor Vasco Boatto, docente di economia e politica agraria all'Università di Padova. La sua fotografia ritrae un settore tutto sommato in salute, che però ha affrontato grosse difficoltà sul fronte della redditività. A fronte di un prezzo del latte rimasto quasi invariato, gli allevatori hanno assistito ad un continuo aumento dei costi di produzione che hanno costretto molte aziende a indebitarsi. L'addio alle quote latte comporta certo dei rischi, a cominciare dalla volatilità dei prezzi fino al possibile acquisto da parte di realtà multinazionali, ma ci sono altrettanti possibili benefici. Può essere una grossa opportunità se aggiungiamo anche la sfida della nuova programmazione comunitaria, quella appunto 2014-2020, con tutti gli strumenti nuovi che verranno resi possibili come impiego da parte della regione, dello Stato italiano, eccetera. È una sfida interessante soprattutto per i giovani, perché attraverso un nuovo scenario, un nuovo orizzonte, le prospettive di reddito potrebbero migliorare. Assicurare una redditività al comparto è anche uno degli obiettivi della Regione Veneto, che in programma ha non solo di mettere in campo un nuovo pacchetto di misure per il nuovo piano di sviluppo rurale, ma anche di organizzare azioni di incoming per portare buyers e giornalisti internazionali a conoscere le realtà produttive venete. Possiamo garantire reddito attraverso gli strumenti finanziari che mettiamo a disposizione, che passano non solamente dal fondo perduto, ma anche da finanziamenti a tasso agevolato, da fondi di garanzia, perché spesso si trovano in difficoltà le imprese a interloquire con il sistema del credito, un fondo di rotazione per gli investimenti agroindustriali importanti e poi due strumenti che la Comunità Europea ha messo a disposizione, che secondo noi sono determinanti per il futuro e per il reddito delle imprese, che sono le assicurazioni al reddito e la mutualità nel momento in cui alcune zone, alcuni settori vanno in crisi. Quindi penso che strumenti importanti che sono legati a un mercato internazionale che si sta aprendo. Bisogna andare sui mercati esteri. Il mercato nazionale ha delle grosse difficoltà, non so quando terminerà questa situazione di difficoltà, ma sicuramente non è una cosa immediata. E viceversa, in questo momento il prodotto italiano è molto ricercato, il prodotto alimentare italiano, i nostri vini, i nostri formaggi anche sono ricercati e dobbiamo farli conoscere. Abbiamo sicuramente una grande opportunità e quindi è una cosa che il mondo del latte conosce un po' meno, altri mondi come il vino per esempio conosce di più, ma lì è il nostro futuro. Secondo lo studio, gli italiani non potranno mai essere produttori di latte a basso prezzo e una politica focalizzata sulla competitività dei costi rischia di essere perdente. Bisogna quindi puntare sulla qualità dei prodotti e promuovere una grossa operazione di recupero dell'immagine positiva legata all'importanza dell'allevamento nella gestione e manutenzione del territorio. Ridare insomma dignità ai produttori. Quando io mangio un pezzo di formaggio, quando mangio comunque una carne e via dicendo, non posso fermarmi a dire no, senti questo formaggio è buono o è cattivo, o la carne
è buona, mi piace o non mi piace. Io penso che bisogna pensare sia a chi l'ha cucinata, no? Che può essere il ristorante, il cuoco, le nostre famiglie, le nostre donne, no? Che abbiamo, ma bisogna anche cominciare a pensare chi ha prodotto questo latte, no? Ed ecco che il mio desiderio sarebbe quello che l'allevatore, e dovrebbe essere così, visto come una persona di spessore, di grande umanità, che sta lavorando con degli animali e li sta trattando anche bene gli animali, perché gli animali gli diano del buon latte e del buon formaggio dopo.